Euroregione News. Zanin, il dottore degli organi. Gustavo Zanin, erede della tradizione degli organi contro i pesi installati in tutto il mondo, è laureato honoris causa in storia dell'arte e conservazione dei beni storico-artistici. Si è svolta a Udine, in via Gemona, nella chiesa di San Quirino, la cerimonia di proclamazione che ha regalato la scenografia di un enorme organo Zanin. Dopo aver ricevuto la laurea dalle mani del rettore De Toni e la vestizione con l'abbigliamento accademico, non ha potuto né voluto certo esimersi dall'intrattenere i presenti con il suo racconto, impettito ed emozionato come un bimbo. Mentre si preme una canna su un orecchio fisico, senti che le altre voci suonano melodie, cioè come quando uno racconta qualcosa di importante, il tener bordone, cioè il bastone che segna il passo, gli altri seguono e le altre canne risuonano. E questo suono diventa cosmico, ma talmente profondo e cosmico, che mentre noi guardiamo le latte e diciamo ma che caos, che roba è là, tutto il sacro. No. Sono a distanza perfettamente equilibrate e il movimento si chiama l'armonia dei corpi celesti. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.